Cari telespettatori, ben ritrovati. Vi presento subito i nostri ospiti perché ci aiuteranno a immergersi in una realtà molto interessante che riguarda i giovani ma riguarda anche gli anziani. Siamo sempre in collaborazione con la SPCGL del Veneto e quindi Massimo Cestaro, segretario, ben arrivato, grazie di essere qui con noi. Grazie. Questa volta abbiamo il piacere di avere in carne e ossa qui con noi anche Fabio Malaspina del SILP, sempre sindacato di polizia dello SPCGL. Allora, della CGL anzi, ben arrivato anche a lei. È arrivato il momento di parlare, come ogni anno, poi il periodo ci sta anche, della campagna per la legalità che voi continuate a fare per cercare di portare questo forma mentis, che poi è anche una cultura, alle generazioni più giovani, supportando anche le attività di Libera, i campi della legalità che poi vengono aperti soprattutto in certi periodi dell'anno, insomma tante iniziative che dovrebbero muovere gli animi, vero? Assolutamente sì. Noi veniamo da una importantissima manifestazione che tutti gli anni si fa il 21 di marzo. La manifestazione l'abbiamo fatta a Torino sono le manifestazioni che ricordano le vittime innocenti di mafia. Siamo oltre 2000 morti innocenti che del tutto casualmente si sono trovati a dover perdere la vita per l'effetto, diciamo, diretto o indiretto della criminalità organizzata. Ed è un momento straordinario di partecipazione, la manifestazione che abbiamo fatto a Torino, naturalmente sindacato di pensionati, ma con Libera, che è, diciamo, l'associazione di associazioni che organizza questi appuntamenti e che vede una partecipazione straordinaria di decine di migliaia di giovani, ed è un momento nel quale affermiamo con forza l'esigenza di produrre una forte battaglia contro la criminalità organizzata. E dopo partiremo a breve con i campi antimafia, che sono anche questi, diciamo, iniziative organizzate da Libera, ma col contributo diciamo dei nostri attivisti, dei pensionati, che organizzativamente reggono questi campi. Questi campi sono un momento diciamo di partecipazione dei giovani, diciamo anche con attività anche più o meno lavorative, insomma, ma dove si affrontano un po' i temi della legalità e i temi, diciamo, della lotta alla criminalità organizzata, dove, diciamo, il rapporto è con pensionate e pensionati dello SPI, una cosa, devo dire la verità, sempre molto bella, perché poi si definiscono amicizie tra ragazzi e anziani che restano nel tempo, insomma. Quindi riescono ad andare oltre. Sì, no, ma poi ci sono i diari dei campi dove, insomma, c'è questo scambio intergenerazionale. Questo per dire, insomma, che siccome ancora si sente dire che ci sarebbero gli anziani contro i giovani, che sono quelli tutelati contro i giovani, eccetera, ecco, diciamo, questi campi sono la dimostrazione, come si dice, palpabile di questo rapporto intergenerazionale, che è quello su cui come sindacato di pensionati continuiamo a lavorare da un sacco di tempo. Naturalmente all'interno di questi campi ce ne saranno anche in Veneto, che ne parliamo dopo. In alcuni casi c'è anche la presenza del SILP, perché il tema della legalità, il tema delle azioni contro la criminalità organizzata non possono non prevedere anche la funzione attiva dei sindacati delle forze dell'ordine, che rappresentano un punto di democrazia importante all'interno di quelle realtà. Assolutamente. Cosa si intende e che messaggio volete far passare, anche voi ovviamente, sono forze dell'ordine, hanno un ruolo molto molto importante, ai più giovani, quindi cosa è che è importante che recepiscano? Ma guardi,
Proseguendo il ragionamento fatto da Massimo, come SILP CGIL Veneto quest'anno arriviamo al 15° anno di collaborazione stretta con lo SPI-CGIL. 15 anni sono passati. 15 anni, 2011 sono stati i primi incontri nelle scuole proposte dalla segreteria regionale dello SPI, e da allora ogni anno abbiamo partecipato quando veniamo coinvolti, invitati, anche perché chiaramente noi siamo un sindacato di categoria, di gente che lavora, e quindi attività lavorativa, attività sindacale, questo si aggiunge all'altro. Però l'abbiamo fatto sempre con molto piacere e anche con grande soddisfazione. Questo poi è il motivo per cui ci piace continuare e non vorremmo che venisse meno l'impegno, perché accanto al gruppo più storico, cioè quello dei pensionati, quindi magari gli incontri nelle leghe per discutere principalmente del pericolo delle truffe, andiamo nelle scuole diciamo superiori, qualche volta anche qualche scuola media, ma tendenzialmente le classi finali, in cui andiamo a portare, ormai si sono consolidati 2 temi principali. Quello fortissimamente richiesto dalle scuole, dagli insegnanti, il tema del bullismo e del cyberbullismo, e lì ormai abbiamo un gruppo ristretto. Quindi siete coinvolti anche in questo tema qua? Assolutamente sì. L'anno scorso, nel 2015 e nel 2025, abbiamo fatto complessivamente 22 incontri nelle scuole. Poi nel periodo estivo, con i campi antimafia, quelli che si tengono in regione, anche lì partecipiamo, ripeto, quando veniamo richiesti, quando veniamo coinvolti, non vogliamo imporre la nostra presenza a nessuno. Sono momenti tutti estremamente positivi, perché è vero, noi compariamo in uno dei pomeriggi, perché il mattino solitamente i ragazzi, diciamo, si dedicano a dei lavori più o meno manuali, dipende dal sito dove si trovano. Il pomeriggio, anche perché è estate, quindi è più caldo, vengono dedicati a incontri con magistrati, con giornalisti, con esponenti delle forze di polizia, oppure fanno delle visite a seconda dei luoghi attorno. Sono incontri che durano 2-3 ore pomeridiani, e noi abbiamo sempre trovato ragazzi estremamente interessati, anche perché già si sono portati in questi campi antimafia per un interesse personale, quindi è un momento molto positivo, molto ricco, dove noi diamo un racconto, un segnale di quella che è la nostra attività, sicuramente quella calata nel territorio, quindi anche con qualche cenno storico, perché ormai bisogna dire che sono soltanto cenni storici quelli legati alla vecchia Mala del Brenta, e invece cerchiamo di stare un po' più concentrati sulle cose più recenti, magari meno evidenti, meno clamorose, sicuramente anche meno gravi dal punto di vista dell'impatto, perché insomma non si fanno morti, non si fanno feriti, ma per quanto riguarda la pervasività nel tessuto economico della regione, motivi di lavoro per noi e di preoccupazione per tutti ce ne sono assolutamente. Ce ne sono, quindi. Ecco, leggiamo il messaggio che era arrivato un attimo dalla regia. I pensionati si distinguono anche in queste iniziative lodevoli, sono un patrimonio dell'Italia, bravo SPI. Ecco, da soddisfazione, è da soddisfazione. Ecco, è compreso l'importanza di questo messaggio della legalità, perché a volte, parlando anche con imprenditori giovani, quando si parla di legalità, di attenzionamento, di mafie, di pervasività di questo fenomeno che ormai ha raggiunto tranquillamente e si è ben radicato anche nei nostri territori, alcuni sono un po' scettici, increduli, perché c'è un modus agendi che è per fortuna un po' diverso da quello che è nella narrazione, nei fatti che accadono in altre parti d'Italia, però poi di fatto invece ci sono, forze dell'ordine insomma ne attestano la presenza, le indagini, le inchieste in corso. E i giovani come reagiscono? Quelli che incontriamo, ripeto, sia nei campi antimafia, dove sicuramente sono giovani particolarmente vocati al tema, altrimenti non si sarebbe c'è già una selezione, ma anche nelle scuole, là dove andiamo a parlare di legalità e lotta alla mafia, altrimenti andiamo a parlare di bullismo e cyberbullismo, e ripeto, quello sicuramente è il tema più sentito. Troviamo ragazzi molto interessati. Recentemente ho avuto un incontro con ragazzi di quarta superiore, quindi 17enni, che nel progetto della giornata della Regione Veneto, che dedica
anche in questo caso alle vittime di mafia, hanno aderito a questo progetto e realizzavano un video, quindi un'attività didattica in cui utilizzano mezzi tecnologici, si sono improvvisati, ma improvvisati non è il termine giusto, sono stati proprio bravi, un'intera classe, diciamo dei piccoli giornalisti, in cui hanno posto delle domande, poi hanno montato ciò che hanno ritenuto utile, e quindi ne è venuto fuori un lavoro, diciamo, a mio modo di vedere, pregevole, non tanto per l'intervento nostro quanto per il loro sforzo, la loro volontà. In questo caso dedicata a Cristina Pavesi, la ragazza che nel 1990, una delle famose vittime innocenti, anche in Veneto le abbiamo avute, del famoso incrocio dei due treni in cui lei del tutto incolpevolmente è rimasta vittima di un'esplosione. Qua vediamo infatti in questa grafica le vittime venete della mafia, che non sono tra l'altro poche, c'è Silvano Franzolin. Sì, lui dell'82 è un carabiniere, ma ecco, è brutto da dire, però diciamo lui è morto senza responsabilità alcuna, ma comunque nell'ambito della propria attività. Ma gli altri tre, per dire l'ultimo, Matteo Toffanin, è un caso veramente di una sfortuna totale, perché uno scambio di persona, perché vicino all'abitazione di una persona che doveva essere o doveva subire un attentato, doveva essere uccisa, si è trovato quella sera lui a bordo la propria fidanzata, alla guida di un'autovettura che aveva lo stessa marca e stesso colore di quella della persona che doveva essere colpita, quindi proprio un errore clamoroso di persona, però il risultato è stato tragico. È stato quello. E Marco Padovani, 28 anni, del 1985 il fatto, è un giovane imprenditore suicidatosi dopo essere stato rapito nel dicembre dell'82, tenuto sotto sequestro dall''ndrangheta per 160 giorni. Certo, quindi diciamo una conseguenza tragica, seppur a posteriori, di un trauma assolutamente incredibile, perché più di 100 giorni di prigionia. I giovani come a questi campi, come partecipano? Che spirito hanno? Beh, ma insomma sono cose belle, insomma, nel senso sono cose allegre, diciamo queste sono attività manuali al mattino, insomma. E poi c'è la partecipazione, c'è questo confronto che appunto tra anziani e giovani, con curiosità, insomma. Sì, poi insomma riusciamo a volte ad avere la partecipazione di personalità esterne, insomma, che danno un contributo al confronto, insomma cerchiamo di fare le cose allegre, insomma, ecco, pur essendo dentro una pesantezza del tema, però cose allegre, insomma, e funzionano, insomma. Poi i nostri pensionati in cucina sono straordinari, quindi ci si mette anche la componente certo, insomma, nel senso che questa è una cosa decisamente importante. E poi magari affrontiamo il tema, diciamo, del riutilizzo dei beni confiscati. E torniamo infatti per capire quali sono i beni mobili. Spesso i cambi vengono fatti in quelle Assolutamente. Per capire anche dove si trovano, sono veramente tanti, certo. Anche se la procedura è lunghissima per ottenere una... Vabbè. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo con voi. Allora, beni confiscati alle mafie, ma non solo, anche aziende, insomma c'è tanto. Ci sono anche dei numeri rilevanti, vuole parlarne lei segretario o introduciamo il tema? No, cose io dopo passare la parola a Fabio. No, ci sono questi numeri, non so se è possibile farli vedere. Sì, facciamo vedere prima i numeri dei beni che sequestrati, dei dati dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati 23 febbraio 2026, giusto? Esatto. Quella prima, la slide precedente. No, questa qua. Questa va bene anche, perfetto. Questa va bene, dove ci sono i beni immobili in amministrazione. Quali sono i beni immobili in amministrazione? Sono quelli che sono stati sequestrati alla criminalità organizzata, ma l'iter è ancora in corso, perché naturalmente c'è chi può opporsi, fare ricorso, eccetera, quindi c'è una procedura in atto, mentre i beni immobili destinati sono quelli per i quali, diciamo, l'iter amministrativo si è concluso e quindi questi possono essere destinati ad attività pubbliche e sono in capo spesso ai comuni, alle province, eccetera. Ora,
è importante vedere i numeri, perché per vedere qual è la quantità di beni in qualche modo sottratti alla criminalità organizzata bisogna sommare più o meno i numeretti che stanno a destra con quelli che stanno a sinistra, e quindi si vede chiaramente che gli immobili potenzialmente utilizzabili dalla pubblica amministrazione sono veramente enormi, stiamo parlando di decine di migliaia, il che come si dice, certifica che c'è un'attività, diciamo, delle forze dell'ordine e dei tribunali importanti, perché questo significa che c'è diciamo, un lavoro intenso per ridurre la capacità economica della criminalità organizzata, e al tempo stesso però la quantità di immobili da destinare all'attività pubblica rischia di creare anche qualche elemento di complicazione. Naturalmente questo tuttavia non giustifica un dato che abbiamo segnalato, che ci sono dei ritardi enormi da parte della pubblica amministrazione nella assegnazione ad attività pubbliche dei beni sequestrati. Tanti dei campi che facciamo a livello nazionale li svolgiamo appositamente in edifici, in terreni che sono stati sequestrati alla criminalità organizzata. Questo con l'obiettivo di dire alla cittadinanza, a quel paese, a quel territorio, che quel bene può essere riutilizzato. Uno di questi in Veneto è il campo di Salvaterra, che c'è questa villa di un boss, insomma, che è stata appunto sequestrata, e lì ci sono tante attività che vengono svolte all'interno, e lì si fanno i campi antimafia. Però stiamo parlando di decine di migliaia di beni perché cioè bisognerebbe fare 20.848 beni immobili in amministrazione più 23.023 quelli destinati, e quindi vengono fuori 43.000, 44.000 sostanzialmente. Sì. Sono quasi 50.000 tra immobili, terreni e aziende. E no, perché poi ci sono le aziende, che sono un altro capitolo. Qui vediamo 3.100 aziende in gestione e 1.728 destinate, per cui tutta la procedura deve essere fatta. E la cosa delle aziende ovviamente è ancora più complicata, perché tenere un'azienda in piedi significa trovare un imprenditore che la prende, le professionalità per fare funzionare, quindi la materia è complicatissima. Ma questo la dice lunga, diciamo, sul ruolo che ancora ha la criminalità organizzata in Italia. Questi numeri sono numeri impressionanti che da alcuni anni a questa parte vengono a galla. Io insomma, è sempre bene ricordare la legge Rognoni-La Torre, che è quella che e poi le attività antimafia che sono state fatte nel corso del tempo, dove appunto la strada scelta dalle forze dell'ordine e dai magistrati è seguire il denaro, seguire i beni della criminalità organizzata per capire esattamente dove stanno gli affari. Diceva Fabio un attimo fa giustamente, ci sono fortunatamente meno vittime, nel senso che c'è meno lupara, ma forse c'è molto di più attività, diciamo, di carattere economico, industriale, commerciale, che nascondono importantissimi affari fatti dalla criminalità organizzata. Sottendono. Esatto. Allora, messaggio: 2000 vittime collaterali innocenti per causa della mafia, è un numero impressionante, ma esiste una sorta di attenzione verso di loro oppure sono dimenticate? Diciamo che quello che facciamo noi come sindacato dei pensionati assieme a Libera, appunto tutti gli anni facciamo una grandissima manifestazione, ripeto, questa ultima di Torino che era 30 anni dalla prima manifestazione, è stata veramente enorme, con una partecipazione straordinaria di ragazze e ragazzi. Questo che facciamo noi, insomma, mettere all'attenzione dell'opinione pubblica il fatto che il tema c'è, anche perché rispetto a queste vittime innocenti
che è un numero impressionante, ma bisogna pensare poi alle famiglie. Infatti quello che ci sta dicendo. Pensiamo alla famiglia di questa ragazza di 22 anni uccisa. Cioè, esce una famiglia devastata, insomma, e quindi quello che facciamo noi è tenere alta l'attenzione su questi aspetti. Fabio Malaspina, segretario, lei adesso la parola, perché si è occupato molto tempo relativamente a questi beni sequestrati, quindi diciamo qualcosa in più, spieghiamo qualche cosa in più, anche perché ce ne sono tanti che sono operativi, ma altrettanti che sono ancora lì. E perché la procedura è così? Ma guardi, allora, sicuramente perché si lavora su molto materiale, però sarebbe interessante, io non lo conosco il dato, sarebbe interessante poter disporre non tanto analizzare il numero dei beni assegnati, perché quelli sono usciti dalla procedura, diciamo, di controllo e di gestione dello Stato e sono stati assegnati ai comuni. No, sono quelli che sono ancora lì. Quelli che sono ancora in gestione, sarebbe interessante vedere da quanti anni sono in gestione. Io credo, con ragionevole certezza, che troveremo dei beni che sono in gestione da più di 10-15 anni, ovviamente non la maggioranza. Ma in gestione, spieghiamo ai nostri telespettatori, in gestione cosa significa? Vuol dire che sono affidati all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, che è un'agenzia istituita dal Parlamento, chiaramente con una legge, a cui gestisce anche il FUG, che è il Fondo Unico per la Giustizia. Praticamente il denaro confluisce in questo fondo, il denaro sequestrato e poi confiscato, e i beni, fin quando non vengono definitivamente assegnati, vengono gestiti da questa agenzia che probabilmente ha dimensioni sottodimensionate rispetto alle reali esigenze. Ha anche subito delle trasformazioni che francamente per noi che abbiamo delle collaborazioni non le abbiamo comprese benissimo, perché prima era un'agenzia centralizzata su Roma, poi fu suddivisa in 3 aree, nord, centro e sud, ma più recentemente, alcuni anni fa, è stata nuovamente riaccentrata. Per cui l'efficientamento però non l'abbiamo visto né in un caso né nell'altro, anche se all'inizio per noi del nord relazionarci con la sede di Milano fluidificava un attimo i tempi, però le posso sicuramente riportare dei casi, diciamo, trattati dal punto di vista personale con il mio ufficio. E noi abbiamo soprattutto i beni mobili, che non sono meno importanti degli immobili da un punto di vista economico, perché quando si sequestrano e poi si confiscano autovetture, non si sequestra un'utilitaria di piccola cilindrata, parliamo di auto grosse, importanti, imbarcazioni, camper, e potrei farle un elenco di almeno 10-12 di questi beni che stanno letteralmente marcendo, stanno letteralmente disfacendo. Se questo lo moltiplichiamo per tutte le altre realtà del territorio, stiamo parlando di milioni di euro che vanno sprecati, perché i tempi tra il loro apprendimento, l'apprensione da parte dello Stato e la decisione finale si dilata eccessivamente, e si innesta un po' col ragionamento delle imprese, dove sulle imprese bisogna essere estremamente veloci, sicuramente nell'individuare commercialisti o gestori scelti dal Tribunale all'interno di un elenco di professionisti affidabili, per cui le aziende vengono sicuramente affidate a delle persone competenti, però poi questi incarichi non possono dilatarsi nel tempo su tempi eccessivamente lunghi, quindi la gestione delle aziende è un ulteriore problema, a cui si somma quello degli immobili, per cui andrebbe anche ragionato in maniera un po' laica, diciamo così, quale può essere la destinazione finale di questi numeri, che sono effettivamente molto consistenti, ma che le posso assicurare che se al tema venisse dedicata più attenzione potrebbero aumentare ancora in maniera molto considerevole, perché non possiamo nasconderci dietro il fatto che il tipo di indagini, di attività e di energie, uomini, risorse che vengono dedicate, vengono convogliate su questo tipo di attività sono una frazione minimale rispetto a quella che viene dedicata ad altri settori della vita civile, legata alla sicurezza e quant'altro, anche a quella, me lo lasci dire, un po' sterile e strumentale a cui stiamo assistendo in questi ultimi mesi, anni. Certo, allora vediamo l'altro messaggio che era arrivato da un telespettatore, lo leggiamo adesso insieme. Ma questi beni non
possono essere venduti per risarcire coloro che hanno subito i soprusi della mafia, morti comprese, perché non credo ci sia risarcimento da parte dello Stato, col punto di domanda. Sì, adesso il tema della vendita degli immobili è un tema piuttosto complicato, nel senso che per esempio in particolar modo Libera ha qualche perplessità su questo versante, perché il rischio è che quell'immobile sequestrato ritorni in mano alla criminalità organizzata, avendo spesso la criminalità organizzata possibilità economiche piuttosto importanti. Dove ci può essere l'interesse, ovviamente. Quindi è un tema sul quale bisogna starci un po' attenti, però il punto vero è quello che diceva Fabio un attimo fa, cioè anche per i beni immobili il fatto che rimangano lì fermi per anni e anni spesso subiscono dei vandalismi fatti apposta dalla criminalità organizzata per non renderli agibili, e se poi rimangono lì inagibili, danneggiati e passano gli anni, il riutilizzo diventa oggettivamente complicato. Quindi una macchina che probabilmente va un attimino monitorata e messa un po' più a regime, insomma, ecco, perché ripeto, la quantità di immobili è significativa, la gestione è oggettivamente complicata e bisogna che noi abbiamo un sistema un po' più efficiente, insomma, perché se no si rischia che il messaggio che mandi in onda è che questa operazione che tu hai fatto nel corso degli anni non produce l'effetto voluto, e quindi indirettamente rischi di dare una mano, insomma, a quelli che criticano questo tipo di iniziative. Bisogna renderle efficienti, insomma. Ecco. Chiaro. Ecco, c'è in atto una raccolta firme per chiedere al governo che il 2% del denaro sequestrato alle mafie, che era quello un po' anche l'oggetto del messaggio, che costituisce il Fondo Unico di Giustizia, questo FUG, sia reinvestito per rigenerare i beni confiscati. Ecco, è sicuramente un'iniziativa intelligente, perché le somme sequestrate sono decisamente importanti. Ecco, destinarne una piccola percentuale per favorire la reimmissione sul mercato lecito, diciamo così, oppure nel mercato inteso nel senso più ampio, quindi sia la vendita eventuale ma soprattutto l'assegnazione, potrebbe aiutare a ridurre i tempi, anche perché ci sono comuni che hanno difficoltà ad accettare i beni proprio perché si trovano di fronte a delle spese da sostenere per la ristrutturazione e l'adeguamento alle normative che sono impegnativi, quindi c'è anche questo aspetto da tener conto. Che fosse un boomerang un comune credo non possa accettarne rispetto alle proprie dimensioni più di un certo numero, ma anche quel piccolo numero potrebbe anche costituire un problema per le finanze pubbliche, perché come diceva Massimo, alcuni beni vengono veramente vandalizzati, l'incuria e il tempo che passa fa il resto, insomma. Ecco, i campi della legalità in Veneto vogliamo ricordarli, abbiamo anche lì una slide, abbiamo Verona, Erbè, aperto dal 17 al 23 agosto, poi abbiamo a Rovigo, Badia Polesine e Salvaterra, di cui parlava lei segretario, 13-18 luglio, 20-25 luglio, poi Lozzo di Cadore, 27-31 luglio, Calalzo di Cadore, 31 agosto, 6 settembre, Padova, 29 giugno, 4 luglio, Campo San Piero, 27 luglio, Venezia con Salzano, 13-18 luglio. Qui non sono menzionati perché in ogni località menzionata ci sono dei beni. Sì, non in tutte, per esempio Erbè non c'è un bene, ma è un'esperienza di scuola-lavoro, mentre quello di Rovigo, Salvaterra, dicevo, è proprio un bene sequestrato, e dove appunto le attività che facciamo all'interno è appunto per rendere vitale questi luoghi. Perfetto. Chiudiamo, ricordiamo appunto, rispondendo al nostro telespettatore, che il 21 marzo è stata la 31esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si è svolto a Torino, per cui stiamo rispondendo che ogni anno viene fatto dal 96, mi pare, insomma, più o meno dal 96, sì. Allora, Massimo Cestaro, grazie di essere stato qui con noi, segretario SPCGIL del Veneto, Fabio Malaspina, del segretario del SILP, sindacato di polizia, fa parte della CGIL, sempre del Veneto, grazie anche a lei, a voi cari telespettatori di averci seguito, rivedete poi la puntata naturalmente su YouTube e sul web, a presto!